I miei sono stati trovati, tutto bene, ringrazio comunque tutti quanti per la collaborazione dal primo all'ultimo, tutti quelli che sono riusciti a prodigarsi per la mia famiglia. Grazie. Sorride commossa la figlia Susi, ringrazia i soccorritori e tira finalmente un sospiro di sollievo dopo quasi 24 ore di angoscia per la sorte dei suoi genitori dispersi da ieri pomeriggio sulle colline tra Valdobbiadene e Cison di Valmarino. Eugenio Pagotto, 81 anni, e sua moglie Luigina, 78, erano andati ieri pomeriggio a fare un giro in auto sulle colline trevigiane. Poi, forse traditi dall'imbrunire, rientrando verso casa a Vittorio Veneto, si sono persi imboccando una stradina sterrata. Alle 18:30 la chiamata disperata dei due coniugi alla figlia, fermi in una non meglio precisata stradina in un bosco di castagni con l'auto bloccata da dei massi. Subito sono scattate le ricerche da parte del soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri. Il contatto telefonico con i due anziani è durato fino alle 23:30, quando la batteria del cellulare si è scaricata. Da allora più nessuna notizia, fino al pomeriggio di oggi, quando Eugenio e Luigina, provati e confusi ma comunque in buono stato di salute, sono stati ritrovati mentre tentavano di raggiungere a piedi la statale. A notarli un operaio del comune in una stradina sopra il cimitero della frazione di Santo Stefano. L'uomo è stato richiamato dalla coppia che aveva trovato riparo per la notte in una baracca. Accompagnati al centro di coordinamento delle ricerche e visitati in via precauzionale, Eugenio e Luigina stanno bene e possono finalmente tornare a casa.